E abbiamo avuto 3 casi di nostri concittadini con esito positivo al tampone e altri 2 che non sono di questa provincia ma fanno parte di uno stesso gruppetto che ha viaggiato insieme. Torna la paura Covid con un focolaio nel Basso Vicentino. 2 persone sono paucisintomatiche, quindi sono in isolamento fiduciario a casa, e una persona invece ha dei sintomi che ci hanno consigliato il ricovero. Abbiamo attivato una massiccia campagna di tamponamenti sulla cerchia ristretta e man mano allargata delle persone che hanno avuto contatto con questi casi. Il gruppo di imprenditori era tornato da un viaggio in Bosnia e uno di loro, un 64enne, già dal suo rientro, secondo quanto trapelato, avrebbe accusato dei malesseri, tanto che il medico di base avrebbe consigliato degli approfondimenti. Nella serata di sabato 27 giugno però lo stesso imprenditore partecipa ad un'affollata cena organizzata nel Basso Vicentino, un incontro con imprenditori, società civile. Poi la situazione è precipitata. L'uomo ora è ricoverato al San Bortolo in terapia subintensiva. Immediatamente è scattata la rete di tutela dell'USL. L'indagine epidemiologica che abbiamo svolto ci sta facendo contattare tutti quelli che potenzialmente sono stati a rischio, quindi trasmetterei un messaggio, non dico di tranquillità assoluta, perché quando i contagi partono qualche volta non si conosce esattamente tutto il percorso, ma di assoluto controllo della situazione. Una cinquantina le persone che sono state contattate dal servizio di igiene pubblica dell'USL Otto Berica, di queste una trentina sarebbe in quarantena. Non è il primo caso, anche se non così grave, di persone rientrate dall'estero e risultate positive al Covid. Nei giorni scorsi era rientrata una coppia dall'Australia. A Valdagno attualmente sono 19 le persone in sorveglianza passiva, di questi 4 sono considerati casi sospetti, 3 sono rientrati da viaggi all'estero.